Saluto e ringrazio per essere qui in studio con me Antonella Luisa Gatta, gruppo misto in Consiglio Comunale Ladudine. Buongiorno. E saluto e ringrazio Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale, che invece è in collegamento. Buongiorno anche a lei. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, oggi tanti temi da trattare insieme a voi, quello della sicurezza. Tra un po' vi faremo vedere il servizio sull'incontro tra i sindaci a Gorizia per quanto riguarda il tema dei minori non accompagnati. C'è anche una dichiarazione del sindaco De Toni, c'è la dichiarazione di Ziberna, faremo il punto su questo anche con voi. Ma prima mi corre l'obbligo di andare a Pordenone con Federico De Ros, che è in attesa da un po' di fare questo collegamento per spiegarci quello che è successo a Pordenone ieri sera, una rissa con una persona che è stata colpita da un temperino, un coltellino che lo ha ferito, e poi bottigliate, colpi di sedie, è successo un po' di tutto tra via Mazzini, Bronx, stazione. Allora Federico, raccontaci quello che è successo. Naturalmente poi faremo il punto anche sull'incidente, ecco, sull'incidente che ha coinvolto lo scuolabus. Scusami Federico, ma aggiorno i telespettatori su questo un attimo. Lo scuolabus che da Treppo Grande stava andando a Buia per portare a scuola 21 bambini, tra bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, è stato coinvolto in un incidente sulla provinciale, uno scontro violentissimo con un'auto che ha provocato, vedete, il ribaltamento del bus che si è poi adagiato su un lato. Per fortuna sono riusciti ad uscire tutti dall'autobus, poi è stato necessario portare in ospedale 3 bambini e 2 adulti, l'autista e un insegnante, sono stati portati in elisoccorso, ma le loro condizioni non sono gravi, per fortuna nessuno in condizione grave, tutti gli altri sono stati controllati a scopo precauzionale negli ospedali di Gemona e di San Daniele e sarebbero stati già tutti dimessi secondo le informazioni che ci arrivano. Vi faremo ascoltare dopo delle testimonianze e delle interviste. Quello che possiamo dirvi è che non c'è nessuno in pericolo di vita, questo è importante, questa è la cosa più importante, poi faremo il racconto di tutto quello che è avvenuto su quella strada. Ma intanto con Federico De Ros, subito per quanto riguarda la rissa di ieri sera nel bel mezzo di Pordenone Legge. A te la linea. Sì, buongiorno Francesco e ben ritrovati. Un'edizione di Pordenone Legge macchiata letteralmente dal sangue. Noi ci troviamo nei pressi di Viale Mazzini, di fronte alla stazione dei treni e delle corriere. Ieri la città di Pordenone, in pieno centro cittadino, in pieno Pordenone Legge, ha vissuto veramente delle scene da Far West. Parliamo di circa una ventina di persone. Potrebbe essere stata una regolazione di conti, da quello che ci hanno riferito le forze dell'ordine, che sarebbe iniziata proprio nel punto dove ci troviamo noi in questi istanti, in via Mazzini, e nei pressi di un supermarket, di un bar. Questi giovani ragazzi, tutti stranieri dalle informazioni che abbiamo ricevuto, più precisamente africani, tra tunisini e marocchini, avrebbero iniziato a minacciare degli altri ragazzi altrettanto coetanei. E proprio qui, in questo punto, sarebbero partiti dei colpi di bottiglia e addirittura delle sedie lanciate. Se riusciamo magari a farvi vedere le immagini proprio del bar che si trova di fronte a noi, che erano state tolte, accatastate una sopra l'altra e le hanno utilizzate come arma e come scudi, tant'è che dalle immagini che ha realizzato ieri sera sul posto il nostro Michele Zanette si vedono proprio delle macchie di sangue anche sulle stesse sedie. Però ritornando proprio su questo punto, vi facciamo vedere come sono ben visibili ancora delle chiazze di sangue, addirittura dei capelli ipoteticamente strappati che sono rimasti qui, e vediamo anche da questo lato dei segni di sangue sulla vetrata, quindi qualcuno che si è ipoteticamente appoggiato. Però vi posso anticipare che questa mattina abbiamo girato per il centro cittadino di Pordenone, che sta vivendo la 26esima edizione anche di Pordenone Legge, e un po' per tutto il centro cittadino sono ben visibili a terra delle chiazze di sangue, perché se ne sono date veramente di santa ragione, bottiglie spaccate in testa. Abbiamo parlato questa mattina anche con la questura, più precisamente con il questore, che ci ha detto che la situazione è sotto controllo,
controllo, c'erano 50 persone sul territorio anche per Pordenone Legge, però c'è stato veramente un maxi intervento anche delle forze dell'ordine. Parliamo di un totale di 40 persone intervenute per questa maxi rissa tra forze di polizia e carabinieri. La persona che è rimasta ferita proprio su questo punto è sempre un giovane di origini nordafricane che ha accusato delle contusioni varie e diverse ferite. Vi raccontiamo che abbiamo parlato anche prima con una dipendente del supermarket che ci ha raccontato che è andato a rifugiarsi all'interno dello stesso supermercato, tant'è che ha dovuto chiudere le serrande per non far entrare la banda che lo stava appunto cercando. L'ha nascosto all'interno del magazzino, poi è arrivata l'ambulanza e l'ha trasferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, però dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Da qui poi cosa è successo? È partita questa fuga che si è protratta nel centro cittadino. La rissa è continuata tra Piazza del Portello, Via Gorizia e Bronx, e lì è stata chiamata un'altra ambulanza, più precisamente in piazzale Ellero dei Mille, e durante questa rissa in questa zona è spuntato addirittura un taglierino. Ad avere la peggio anche qui un ragazzo di origine africana che è stato colpito con dei tagli alla testa, alla spalla, alla nuca e alla schiena. È stato anch'esso trasportato all'ospedale di Pordenone, non sarebbe in pericolo di vita. Anche lì maxi intervento delle forze dell'ordine che erano presenti sul posto grazie a Pordenone Legge, che da quanto sappiamo hanno fermato alcuni di questi ventenni. Uscirà in giornata un comunicato stampa da parte delle forze dell'ordine per chiarire esattamente la dinamica, però il fatto veramente che lascia spazientiti e spaventati i cittadini del posto con i quali abbiamo parlato poco prima di venire in diretta, che hanno visto effettivamente queste persone fuggire insanguinate in pieno centro durante l'edizione di Pordenone Legge. Quindi una scena veramente insolita, con macchie che sono ancora ben visibili di sangue sul pavimento del centro cittadino. In piazza Cavour siamo stati poco prima, durante pienissimo centro di Pordenone, nei pressi di piazza 20 settembre ci sono ancora delle tracce di sangue ben visibili. Abbiamo parlato anche poco prima di venire in diretta con una persona che ha assistito alla scena al di sopra del condominio, si è affacciato, ha visto quei momenti brutali di questa violenza con cocci di bottiglia spaccati, sedie lanciate, ha avvisato loro di voler chiamare i carabinieri, le forze dell'ordine e la polizia, e la risposta da parte di una ragazza è stata, che parlava italiano, ci ha raccontato che gli ha riferito appunto: chiamateli pure, tanto non ci fanno nulla. Quindi diciamo che è una situazione veramente preoccupante, anche il messaggio che purtroppo sta passando da parte delle nuove generazioni. Quindi sicuramente ci saranno ulteriori analisi da fare. Noi nel pomeriggio avremo anche modo di incontrare il sindaco Alessandro Basso, che è in costante contatto con il questore Giuseppe Solimene di Pordenone. Sappiamo che lunedì è atteso anche il ministro dell'Interno Piantedosi per il tema sicurezza, quindi sicuramente ci saranno delle precauzioni, dei provvedimenti da fare, perché sono sempre più diffuse anche purtroppo nel pordenonese, lo raccontiamo spesso anche a Udine, Trieste, tanta violenza dei giovani. Ci sono queste spedizioni punitive che stanno interessando di recente il pordenonese, che si stanno intensificando sempre di più. Però oggi le immagini anche parlano chiaro, siamo in questo punto dove ci sono le numerose chiazze di sangue ancora ben visibili dalla notte da Far West che ha colpito il pordenonese. Seguiranno ulteriori dettagli questa sera all'interno del telegiornale regionale. Per il momento, Francesco, da qui è tutto. A te in studio. Grazie Federico. Allora, notte da Far West a Pordenone. Il tema è sempre quello, purtroppo, dei ragazzi. Adesso qui bisognerà capire, una volta identificati, se sono minori, se sono maggiorenni, ma sono comunque dei giovani, e quindi al di là che poi siano al di sotto della soglia dei 18 anni o al di sopra, comunque si parla di baby gang, di minori che si affrontano, si prendono a botte, e a volte compaiono anche i coltelli, le lame, come è successo in questa occasione a Pordenone. Io andrei subito a affrontare questo tema, non tanto nello specifico, perché insomma non è quello il punto. Il punto è di questo crescente
come lo vogliamo chiamare, disagio giovanile che porta questi ragazzi a questo tipo di comportamenti. Poi non sono sempre solo stranieri, sono di mezzo anche gli italiani, quindi non si deve neanche poi farne una questione di immigrazione. Quello è un altro problema che riguarda i minori non accompagnati, ma in generale queste baby gang non sempre sono composte da ragazzi stranieri. No, assolutamente. Diciamo che i fenomeni sono paralleli e a differenza delle linee parallele che non si incontrano mai, nell'ambito dei giovani invece a volte si intersecano, nel senso che da una parte abbiamo i giovani stranieri che hanno, devo dire, una maggiore propensione quando litigano a utilizzare oggetti contundenti, seri, e questo non vale solo per i nordafricani o i magrebini in generale, vale proprio per noi quando eravamo ragazzini si poteva arrivare ad una spinta, a una scazzottata, adesso si rompono bottiglie e ci si fa oggettivamente male, come abbiamo visto. Il disagio giovanile è qualcosa di molto ampio. Diciamo che mi ha colpito una cosa del servizio, il fatto che la persona si sia rifugiata all'interno del mini market che c'era. Quindi vuol dire che innanzitutto l'orario era tale per cui quel mini market era aperto. E mi lascia perché non è nel cuore della notte un regolamento dei conti, ma è in una assoluta serata, per di più di festa per Pordenone, che ha questo evento bellissimo qual è Pordenone Legge. Ora, pensare che un gruppo di ragazzi si diede appuntamento per, cosa che è successa anche a Udine, per un regolamento di conti, è quello il punto che invece a me, devo dire, lascia perplessa ed è preoccupante. Il fatto che i centri città stiano diventando luoghi di incontro per fare a botte, in orari oggettivamente comuni, le 7, le 8 di sera, se era aperto, ribadisco, il mini market, vuol dire che... Sicuramente. Per cui devo dire, quella è la cosa che mi preoccupa. Ben venga che le forze dell'ordine siano riuscite ad intervenire immediatamente in modo da riuscire a comprendere meglio le dinamiche, e mi auguro che ovviamente adesso questi ragazzi abbiano il giusto procedimento penale per quel che hanno fatto. Allora, sentiamo anche la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi per quanto riguarda questo tema, che è un tema generale. Adesso, senza, come dicevo, andare nello specifico di quello che è accaduto a Pordenone, è una questione che riguarda un po' tutti, purtroppo, città più, città meno, quindi poi una volta capita a Udine, una volta capita a Pordenone. Quindi questo ci fa anche dire che non è un problema da affrontare sotto il profilo ideologico politico, è un problema che interessa tutti e che in qualche modo va provato a risolvere. È un problema infatti che investe e sta investendo ormai i vari comuni, perché è dell'altra settimana l'aggressione ai danni di un oste a San Giovanni al Natisone, e in quel caso erano italiani, quindi non ne farei, come ha precisato anche lei, neppure una questione appunto di nazionalità, perché ormai si innescano dinamiche per cui questi giovani, almeno alcuni, ecco, perché non mi va di fare generalizzazioni, innescano appunto delle liti che sfociano in maniera violenta, e sono degli atti che vanno sicuramente stigmatizzati, perché è inaccettabile che questo accada nelle nostre città, nelle nostre vie, investendo anche cittadini che si trovano lì per le questioni più disparate. E quindi bisogna fare sicuramente un ragionamento per investire appunto i nostri giovani, ecco, di quella che è un'educazione civile che troppo spesso sta mancando, perché, ripeto, non parliamo soltanto di facinorosi, ecco, di origine straniera, ma parliamo anche di giovani italiani, e troppo spesso sfociano in situazioni al limite, facendo ricorso anche a mezzi di offesa importanti, quali possono essere appunto bottiglie rotte, determinando un'insicurezza da parte dei nostri cittadini, perché qualunque cittadino si deve sentir libero di circolare per le nostre strade e non essere investito da una situazione del genere, perché poi mi immagino anche nel caso
di Pordenone Legge, parliamo di un evento avvenuto in pieno giorno, si potevano trovare dei bambini ed assistere a delle scene che sono del tutto appunto stigmatizzabili. Infatti mi auguro che le forze dell'ordine individuino questi soggetti, perché anche sentir dire come è riportato dall'intervista, che qualcuno pensi che resti impunito non è possibile, ecco, ci deve essere una deterrenza data proprio dal controllo e dal seguito anche a quello che è accaduto, per impedire che ci siano altri eventi, perché poi la deterrenza si ha proprio dall'intervento punitivo rispetto ad un evento di questo tipo, che deve essere sì educativo, ma soprattutto stigmatizzare la situazione in sé. Adesso dovremmo avere con l'aiuto della regia, la possibilità di mandare in onda, parliamo di giovani, quindi minori, siamo, come detto, qui ancora non abbiamo capito bene se si tratti di minori o di maggiorenni, ma il discorso più o meno è simile, anche se per quanto riguarda i minori non accompagnati bisogna fare una importante differenza, cioè questi sono in custodia non cautelare, in custodia nel senso che sono accuditi dai centri che li accolgono, dove i comuni chiedono che vengano tenuti come è previsto dalle vigenti normative. I sindaci in questo caso, proprio per far capire che è una problematica che non ha nulla a che vedere con la politica in senso di ideologia e contrapposizione, ci sono i sindaci dei comuni della nostra regione che si sono incontrati a Gorizia per firmare una lettera che sia poi da stimolo per chi di dovere a individuare una soluzione. Abbiamo sentito Ziberna e c'è il servizio delle redazioni di Tele4, poi leggeremo anche una dichiarazione del sindaco De Toni e commenteremo insieme quello che viene fuori da queste due cose, la dichiarazione di De Toni e quella di Ziberna, proprio nell'atto della firma di questo documento. È stata firmata oggi a Gorizia la lettera appello al governo sull'emergenza minori stranieri non accompagnati in Friuli Venezia Giulia. A mettere il proprio autografo in calce i sindaci dei 4 comuni capoluogo, Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, oltre a quelli di Cividale e Monfalcone. Una missiva con cui si pretende il rimborso dei fondi spesi per l'accoglienza dei giovani migranti, che è in capo alle amministrazioni comunali, ma rispetto a cui lo Stato non ha mai rimborsato le spese. A Trieste, tanto per citare un esempio, si parla di una cifra record da 22 milioni di euro. Oltre a questo, i primi cittadini hanno chiesto una svolta normativa in materia anche attraverso una serie di confronti tecnici mirati. Unanimità di intenti tra tutti i sindaci oggi, totale condivisione, 3 criticità che segnaleremo oggi al governo, 2 ministri, per conoscenza 4 prefetti, all'ANCI nazionale. Quali sono le criticità? 1, finanziaria, perché mancano dai 22 milioni di Trieste per arrivare ai 600.000 di Monfalcone, passando per i 3.850.000 di Gorizia, non ci sono stati rimborsati i soldi, soprattutto per servizi legati non già a un interesse del cittadino delle singole città, ma interessi europei. Il problema dei minori stranieri non accompagnati è un problema europeo, in subordine italiano. Non riesco a capire la ragione per cui un cittadino di Gorizia, Trieste o di Udine o Pordenone debba farsi carico di oneri che non competono alla città. Peraltro abbiamo degli obblighi, prescrizioni previste dal governo nazionale, dal Parlamento, perciò dalle leggi nazionali. Abbiamo chiesto perciò 1 il rimborso, 2 il trasferimento di competenze dai comuni allo Stato esercitate attraverso le prefetture, come peraltro i maggiorenni e perciò non i minorenni, e l'istituzione di 2 tavoli tecnici, uno in ambito nazionale, ovvio laddove si tratta di modificare una legge dobbiamo avere un tavolo tecnico nazionale e un tavolo tecnico regionale. Avanzo 22 milioni dello Stato e lo Stato, se non ottempero alla legge, mi fa andare in galera. Questo non mi va bene. Al 23 martedì sono a Roma e voglio assolutamente che mi diano i 22 milioni che avanza il Comune di Trieste. Abbiamo sempre dato servizio a 351 minori stranieri, più naturalmente sapete che abbiamo la rotta balcanica che è un ulteriore problema.
Allora, tutti i sindaci dunque, a prescindere dall'appartenenza e dallo schieramento politico, riuniti per firmare questa lettera al governo. C'è il problema dei soldi che non arrivano, che dovrebbero arrivare, ma c'è anche il problema di come organizzare l'accoglienza. Adesso io vi leggo la dichiarazione del sindaco De Toni, che poi avremo anche ai nostri microfoni appena possibile. De Toni dice: finalmente questo incontro affronta un problema che da tempo stiamo lamentando e che oggi mettiamo nero su bianco. Grazie a questo documento siglato da tutte le principali amministrazioni abbiamo chiesto il rientro delle somme anticipate per la gestione non ancora corrisposte. Per Udine è stata di 3 milioni di euro, 22 abbiamo visto invece per Trieste, un tavolo nazionale che affronti le necessarie modifiche normative e un tavolo regionale che affronti il contesto organizzativo, perché questo poi è, al di là dei soldi, i soldi poi arriveranno alla fine, si andrà un attimo a fare bussare alla porta di chi di dovere a Roma, lo farà, a quanto abbiamo capito, di Piazza per primo, ma i soldi arriveranno perché sono previsti, arriveranno. Ma il problema organizzativo forse è quello più pressante rispetto a quello economico. I comuni, stanti le normative attuali, non hanno gli strumenti oltre che le capacità economiche per gestire il problema dei minori non accompagnati. Tutti i municipi in Italia sono in difficoltà per numerosi problemi connessi: posti in accoglienza non sufficienti, anticipazione delle somme per le spese da coprire, ordine pubblico, che la gestione dei minori difficili. Ecco, questo poi è un altro sottocapitolo, ma che è quello più importante: la gestione dei minori complicati, difficili, comporta. Al momento tutti i sindaci, che la legge ritiene anche responsabili penalmente dell'accoglienza, non condividono un iter comune per il riconoscimento, ma procedono in ordine sparso e con valutazioni singole in merito al rintraccio, alla valutazione sociale e psichiatrica, all'indirizzamento verso strutture adeguate per l'accoglienza, non sempre presenti. Ad esempio, le strutture prettamente sanitarie al momento sul territorio sono assenti. Inoltre un problema di numeri: non è possibile che la Lombardia ospiti in proporzione alla popolazione la metà dei minori non accompagnati del Friuli Venezia Giulia. L'ex provincia di Udine inoltre ospita un numero maggiore di minori rispetto a grandi province come Firenze e Torino. Il governo deve impostare una gestione coordinata centralmente, processo al quale assicuriamo la massima collaborazione istituzionale, ma liberando risorse economiche e risorse umane di cui i comuni hanno in questo momento storico estremo bisogno. Allora, riparto di nuovo da lei. Va bene, allora parto dal il comunicato del sindaco del nostro, del nostro sindaco. No, parto da quello. Allora, innanzitutto, ogni volta che si deve, e qui faccio una battuta, batter cassa, tutti sono d'accordo, e io sono d'accordo con lei quando dice che prima o poi il denaro arriverà, perché è vero. Mi spiace rilevare però, allora, fermo rimanendo che il nostro sindaco è una persona assolutamente equilibrata, quindi cerca sempre di essere collaborativo nei confronti di tutte le istituzioni, sia a livello locale, quindi gli altri enti importanti, quanto regione e Stato centrale. Quindi non metto in dubbio la sua volontà di collaborare a tutti i livelli, su tutti i piani. Però come dire, si distoglie un attimo poi l'attenzione da quello che invece appartiene alla competenza locale dell'affidamento dei minori non accompagnati. Ossia, se all'interno di alcune strutture questa accoglienza funziona e i minori effettivamente sono gestiti, vengono ben accompagnati ad un vero percorso di integrazione, perché poi stiamo parlando di minori che dovrebbero essere integrati, quella è la normativa, e non detenuti perché sono ragazzi. A quel punto, fino a che non sono problematici, quello è un altro punto. Ce ne sono alcune strutture che sono particolarmente ben organizzate, altre anche in città che non lo sono affatto. Ora, prego. Se vogliamo dare una importanza ai numeri, statisticamente, se vogliamo metterla su quello che accade statisticamente, il problema maggiore ce l'ha chi ha più minori rispetto agli altri. Dunque possiamo individuare intanto in questo, e poi ma completamente d'accordo con lei, anche Maria Rosaria Capozzi, per dire Casa dell'Immacolata che ne ha 70, 80, e magari se ne avesse 15 è arrivata anche a 90, ha il problema. E si vuole l'aumento dei numeri, mi sembra un attimino, dopodiché un cane, mi perdoni che poi lascio la parola alla amica Maria Rosaria, mi lascia, è un cane che si morde la coda, perché se io dico
dico, io aumento i numeri di permanenza, anziché 50 ne riesco ad avere 100, è ovvio che te ne mandano 100. Poi Certo. non ti stanno lì a guardare se sono tutti così bravi, ed è innegabile che in un luogo con 100 persone, 90-70, si riducano i numeri. La stessa Immacolata, che è stata che è tutt'oggi una fondazione che ha nell'aiuto per il prossimo la sua radice storica, quando ha scelto per scelta di fondazione di destinare la propria forza sociale ai minori stranieri non accompagnati, ha fatto una scelta di campo sua che ha portato ad avere poi comunque un numero elevatissimo di minori lì dentro. Quindi forse sì, la prima è fare in modo che i minori siano contingentati, che ci sia un equilibrio. Un equilibrio, anche perché è innegabile tuttavia che da quelli che sono i controlli o i verbali dei controlli che io ho letto pare che non ci fosse nessun problema. Quindi delle due l'una, o c'è un problema di controllo reale che è legittimo con 70 ragazzi, oppure quel problema in sé è relativo esclusivamente ai numeri. Allora, che sentiamo ridotti. anche il parere di Maria Rosaria Capozzi su questo. Insomma, sembra essere questa una discriminante sulla quale si potrebbe forse lavorare per provare a capire se davvero il problema si può risolvere così, cioè invece di averne 70 da una parte, poi dove 15, 10 dove sono più gestibili, forse allentare un po' la pressione su quelle strutture che ne hanno tanti. È anche vero però che sono le stesse strutture che dicono possiamo ospitarne tanti, quindi servirebbe insomma un po' una via di mezzo fra una norma e il buonsenso. Certamente serve un riordino dal punto di vista normativo, perché anche io sono convinta, come la consigliera Gatta, che le risorse prima o poi arrivano, però dal punto di vista normativo serve sicuramente una riorganizzazione di queste case di accoglienza, perché l'accoglienza deve essere dignitosa e deve mirare all'integrazione, però troppe volte questa accoglienza si risolve e risulta essere inefficace. Questo perché le strutture presentano numeri superiori a quelle che invece potrebbero tollerare. C'è un sottorganico anche dal punto di vista di chi lo gestisce, infatti io non ne faccio un problema dei gestori, ma ne faccio un problema proprio dei numeri che arrivano, e soprattutto distinguerei anche tra i soggetti stessi che vengono ospitati, perché io l'ho visto anche durante le visite che abbiamo fatto nei vari centri di accoglienza per minori non accompagnati. Molto spesso si ritrovano in promiscuità ragazzi che hanno problematiche diverse sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista di quella che è la propria salute mentale. Quindi è abbastanza facile pensare che in situazioni appunto di promiscuità di quel tipo si possano innescare delle situazioni di disordine. Peraltro i gestori dalla loro non hanno grandi poteri di intervento, perché comunque si tratta di case di accoglienza e non di detenzione, perché altrimenti sarebbero dei CPR e quindi non lo sono, né da parte dei gestori può essere esercitato un controllo o comunque rivolto appunto al trattenimento degli stessi, che sono liberi di poter circolare all'interno delle strutture. Quindi ecco perché ribadisco che da questo punto di vista serve un riordino normativo e mi fa specie vedere sindaci allineati sia con il governo regionale sia con quello nazionale esprimere appunto delle necessità quando potrebbero tranquillamente bussare alle porte dei loro rappresentanti e chiedere che vengano risolte quelle che sono le situazioni che denunciano, perché e ripeto, c'è un allineamento sia a livello regionale che nazionale. Io da questo punto di vista vedo un intervento fallimentare, vedo una risposta inefficace nella gestione appunto di questi minori che vengono comunque lasciati in strutture che risultano in maniera evidente e in maniera trasversale risultano inadeguate. Prego. Sicuramente sono strutture, non so dire, io ne ho viste un paio per la città di Udine, quindi non sono andata a vedere le altre e mi spiace, non ritengo inadeguata la struttura, ritengo, e qui lo dico con franchezza, il sindaco è il buon padre di famiglia nei confronti di quei minori, oltre che nei confronti in generale della città. Non ci sono. Non ho capito, scusami, perché tra l'altro essendo...
perdonami, non si può inventare regole che non ci sono, né tenuto ad imporre regole che non può fare. Ci mancherebbe altro, è tenuto tuttavia a fare in modo che i regolamenti che queste stesse case di accoglienza hanno firmato vengano rispettate in ogni punto, perché l'indirizzo, il controllo dell'ente comunale esiste nei confronti di queste case di accoglienza, e quindi queste case di accoglienza possono essere controllate anche dal comune con quelli che sono interventi tanto programmati quanto a sorpresa. Allora io ritengo che continuare però a dire che la struttura non è adeguata, ma non lo dico a te collega, ma la struttura non è adeguata, i gestori non è colpa dei gestori, e di chi è allora la responsabilità? Per forza dello Stato centrale? Allora è probabile che da un lato ci sia un numero importantissimo che le città non riescono più a gestire, dall'altro i fondi probabilmente è il caso di affidarli solo a quelle strutture che riescono realmente a gestire questi minori, perché è vero quello che dice che non ci mancherebbe, non sono centri di detenzione, lo dicevamo poco fa, ma è altresì vero che esistono realtà dove vuole la rete dei volontari, vuole proprio la gestione dei minori, i singoli minori vengono quasi trattati a un rapporto di 1 a 1, ossia vi è una tale capacità di accoglienza reale che francamente permette a questi ragazzi, e Udine ne è una prova, permette a questi ragazzi di essere integrati. Io continuo a dire che i ragazzi integrati dal Bearzi non hanno mai creato alcun problema. Allora non è pensabile che per fatalità i ragazzi che sono all'Immacolata sono tutti sconsiderati e i ragazzi invece del Bearzi o di altre realtà locali sono invece tutti angioletti. È un discorso di come vengano accompagnati all'integrazione. Allora io purtroppo devo dire che farei una normativa, sono d'accordo con lei, sono con te sul discorso della normativa, ma già a livello regionale si potrebbe tranquillamente definire che non arrivano i fondi a quelle realtà di case di accoglienza dove si ripetono nell'arco di un anno, 2 anni. È stato già fatto con la e allora che Edis, vengano, dopo, e allora che venga, e allora devo dirle. San Domenico è stata revocata la licenza di ospitare questo nel 2023. Certo. Quindi il comune ha il potere di fare una roba. Vede, e questo intendo dire, però deve desiderare di farlo. Sì, bisogna capire dove arriva l'incapacità della struttura di garantire l'accoglienza in un certo modo, e dove non ci arriva perché non ce la fa per varie ragioni, per ragioni che abbiamo già detto, perché sono troppi, e perché magari quelle 3 o 4 mele marce, dobbiamo chiamarle così, sì, purtroppo su sì, 70 riescono a creare il caos. Ma diciamo sì, vanno messe in strutture dedicate, ma questo noi lo diciamo da sempre, perché non si può generare una promiscuità tale e aspettarsi che tutto funzioni bene. È normale che se tu metti delle persone che hanno delle problematiche dal punto di vista psicologico e psichico, o persone che hanno anche culture molto diverse e si possano scatenare delle situazioni al limite, ma questo per me non è nulla di fantascientifico, ecco. L'unica cosa, bisogna dotare le strutture di regole che gli permettano anche di intervenire, perché se si chiede alle strutture di controllare, le strutture non possono controllare, quindi ecco perché dico servono delle regole normative perché le strutture possano essere più efficienti e garantire un'accoglienza anche dignitosa per chi ha voglia di integrarsi. È ovvio che è tutto legato al desiderio di integrarsi, che io sono convinta tra l'altro molti di quei ragazzi hanno, quindi questo proprio perché non amo neanch'io fare di tutta un'erba un fascio, perché proprio la maggior parte di loro vogliono integrarsi e riescono ad integrarsi, quando ovviamente vi è quell'insieme di situazioni, scuola, sport, lavoro, che occupano la giornata del ragazzo, perché c'è da dire che non c'è il ragazzo che non si possa annoiare se tutto il giorno non fa nulla. Mi sembra ovvio che poi in qualche modo abbia una reazione stancante a qualunque cosa, quindi bisogna creare, ma questo non spetta però, spetta anche al gestore, spetta a un comune. Ecco perché esistono delle competenze che mi meraviglio vogliano essere tutte spostate in capo alla prefettura, perché a questo punto allora che si voglia dire che i comuni non vogliono
vogliono avere più nulla a che fare con l'affare immigrazione, sia essa dei minori o sia essa dei maggiorenni, così almeno c'è sempre uno scaricabarile dove è sempre colpa di qualcun altro. Per il locale è colpa della regione, per la regione è colpa dello Stato, per lo Stato è colpa dell'Europa, e quindi poi alla fine chi ne soffre il singolo cittadino. Allora che ognuno si assuma le responsabilità. Andiamo un attimo in pubblicità, poi dopo vi farò fare una battuta sulla manifestazione di questa sera e vi lascerò libere per i vostri impegni di questa coda di mattinata, ma ormai siamo già verso il primo pomeriggio. Andiamo in break, a tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta e allora passiamo adesso all'altro argomento di strettissima attualità, perché poi questa sera alle 21 ci sarà questa benedetta manifestazione che doveva essere un corteo. Il questore ha invece imposto che diventasse un sit-in. E io vi chiedo intanto un primo commento su questa decisione, perché c'è chi ha parlato di manifestazione negata, di diritti negati, chi dice c'erano dei segnali che potevano portare a qualcosa di preoccupante per l'ordine pubblico, e il questore, in base ai suoi elementi, alla facoltà che ha deciso non di non autorizzare la manifestazione, perché non avrebbe potuto non autorizzare una manifestazione nel nostro paese, per fortuna, ma ha deciso di imporre un determinato tipo di gestione di questa manifestazione. Lei condivide quello che ha fatto il guardi, questore? Io ritengo che se il questore ha ritenuto con tutte le competenze che ha di non dover, che ci potesse essere un problema di ordine pubblico acconsentendo alla mobilità del corteo, avrà avuto le sue ragioni, devo dirle la verità. È ovvio che soprattutto per l'escalation che c'è stata all'interno della stessa organizzazione o della stessa pubblicità dell'evento, perché era partito come un evento di famiglie con i bambini, nonni, genitori, figli che andavano in piazza a camminare, come è successo, devo dirle, all'epoca del primo corteo di Udine Sicura, e si è arrivati poi attraverso commenti social, rimossi, quel che vuole, a un'idea di corteo che sembrava essere qualcosa da Far West, prima si vedeva qualcosa da Far West di giustizia da solo, ci penso io. Ora è ovvio che un questore, mi perdoni, cosa vuole che dica? Onde evitare che si possa trasformare una pacifica manifestazione di cittadini in una facinorosa o pericolosa corteo all'interno della città, ha circoscritto l'ambito. Mi lasci dire che in ogni caso rimane un'occasione persa per tutta la città. Vale sia per l'aspetto che è un sit-in e non un corteo, vale sia per le dimissioni di Malignani, che comunque aveva provato ad avvicinare il sindaco, vale per questa continua contrapposizione, la sicurezza versus contro l'amministrazione di qualunque colore essa sia, quando invece bisognerebbe fare una bella manifestazione insieme contro la delinquenza, perché questo è il tema. La sicurezza non è versus qualcuno, o amministrativamente parlando qualcuno, il sindaco o la polizia o il questore, che ringraziamo sempre a prescindere, ma io avrei preferito davvero un corteo dove tutti assieme, e vale questo anche per il Propal, così sì. Giusto per chiudere, mi auguro che anche lì perché arriveranno da fuori, non per i cittadini udinesi, ma lì arriveranno da fuori. In effetti c'è attesa e quasi curiosità per capire cosa succederà con la manifestazione. Perché è altrettanto pericoloso, purtroppo, così come ci possono essere facinorosi di ideologie di destra, ha scritto il questore nelle motivazioni, pericolose, potrebbero essere facinorosi ideologie di sinistra, altrettanto allora, vedremo pericolose. Cosa succederà su questo. Maria Rosaria Capozzi, allora sul tema della manifestazione modificata, qual è la sua idea? Avrebbe lasciato, lei se fosse questore, avrebbe lasciato fare la manifestazione così come era stata organizzata? Esprimo una posizione sostanzialmente simile a quella della consigliera Gatta, perché parliamo appunto di, io sono per il diritto a manifestare, lo ritengo un diritto sacrosanto, però se il questore ha ritenuto
che piuttosto che essere una passeggiata questa si trasformi in un sit-in, per me avrà avuto le sue ragioni per poterlo fare. Ecco, sicuramente delle valutazioni proprio per l'ordine pubblico, e ritengo anche dal punto di vista del comitato promotore che la sostanza non cambia, perché alla fine il messaggio di dire appunto che ci si deve occupare della sicurezza, e questo perché i cittadini si devono sentire liberi di poter circolare all'interno della propria città, dei propri spazi, non cambia se questo pensiero viene espresso diversamente da una passeggiata. Quindi da questo punto di vista io ritengo che l'obiettivo possa essere perseguito anche in una forma diversa, non mi fossilizzerei, ecco, sulla modalità, e vedo alla stregua una parte politica che vuole strumentalizzare appunto proprio il tema della sicurezza e polarizzare i cittadini rispetto a questo tema, aumentare anche quelle che sono le paure nei cittadini, perché se è vero che ci stanno degli episodi che stanno diventando sempre più frequenti, è anche vero che si sta comunque facendo una campagna per creare anche una certa forma di insicurezza nel vivere la propria città, ecco. E io credo che questo avvenga per uno scopo puramente elettorale e deve essere stigmatizzato, perché ritengo che appunto la sicurezza non debba essere quanto più trasversale possibile, e quindi non è questa o quell'altra amministrazione a dover salire sulla gogna, ma deve essere appunto la sicurezza ad essere messa al centro dei cittadini in quanto servizio per i cittadini. Allora, Edi Speranza aveva fatto delle richieste che proporrà questa sera evidentemente nella manifestazione, diciamo, perentorie al sindaco, in un caso addirittura ha detto dal giorno dopo la manifestazione vogliamo questo, questo e quello. Vediamo cosa risponde De Toni punto per punto a Speranza e poi ne parliamo qui con voi. Speranza, che peraltro, notizia dell'ultima ora, starebbe per fondare un altro soggetto, sicurezza urbana, che poi è da capire se, viste le dimissioni di Malignani, un po' un gruppo, quello di Udine Sicura, che anche al suo interno, mi pare di capire, sta manifestando qualche problema di coesione, se andrà a sostituire o sarà un altro soggetto che si affiancherà ad Udine Sicura. Ma di questo parleremo quando avremo ovviamente notizie più certe. Per ora rimaniamo a quello che ha chiesto Speranza e a cosa ha risposto il sindaco De Toni, che sono poi l'oggetto della manifestazione di questa sera, queste cose. Ai nostri microfoni il sindaco De Toni ha risposto punto per punto a quelle che saranno le richieste di Speranza, che verranno poi riproposte il 19 settembre. Chiederò al sindaco un decreto immediato anti-bivacco. Ecco, allora vorrei dire a Edi Speranza che nel regolamento di polizia e sicurezza urbana è previsto il divieto di bivacco, quindi quello che lui chiede c'è già, e sono contento che la prima richiesta è già evasa. Vogliamo un'auto che già dal giorno dopo la manifestazione nostra rimanga in zona fissa davanti alla casa dell'Immacolata. Questa qui è una richiesta che possiamo girare al prefetto, che è quello che ha il potere di deciderlo, e quindi questa è un'ipotesi che porterò al vaglio del prefetto. Poi chiedo che la polizia urbana, la polizia locale, sia a disposizione anche di notte. Anche di notte. Qui bisogna fare un altro chiarimento, e cioè che l'ordine pubblico spetta alla Polizia di Stato. La polizia locale entra in azione di ordine pubblico su richiesta del prefetto del questore, il che capita in tutte le partite di calcio, in tutte le manifestazioni sportive, in tutte ad esempio le richieste che ci sono state fatte di aumento del pattugliamento, e sono tutti quanti pattugliamenti interforze. Quindi quello che voglio dire è che dobbiamo tenere presente che l'ordine pubblico è in capo diciamo in primis al prefetto al questore. Siccome è già capitato che alcuni mi hanno detto che il sindaco deve studiarsi bene le norme e deve sapere che è il primo referente della pubblica sicurezza in città, vorrei ribadire questo delle bene le norme, perché le norme nelle città grandi dicono che la sicurezza è in capo al prefetto al questore. Del sindaco sceriffo che taglia le panchine come faceva il mitico sindaco di Treviso 20 anni fa, è una leggenda, ma non serve a niente a tagliare le panchine, perché si fa soltanto populismo, propaganda, e non si risolvono i problemi.
Allora, di queste richieste di Speranza, Sì. qual è quella più fattibile? Mi sembra che quella di chiedere alla prefettura un maggior controllo davanti a casa dell'Immacolata, mi sembra quella che Ci auguriamo, essere, esatto, mi auguro visto quello davvero. che diciamo anche prima sui numeri e sul fatto comunque di dare a questi ragazzi un elemento di deterrenza, cioè vedere una volante della polizia lì o una macchina della polizia locale o della Guardia di Finanza o dei Carabinieri. Esatto, Perché dico bravissimo. questo? Perché dico che magari con un po' di buona volontà, a rotazione, una volta uno, una volta un altro, si fa il controllo. Mi trovo totalmente d'accordo su questo. Allora, è ovvio che non si possa chiedere che una macchina della volante della polizia sia della polizia di Stato sia lì H24. Di una sola forza. Esatto, perché non è pensabile. Abbiamo la polizia di Stato ha tantissime funzioni, ma in quelle che possono essere le funzioni anche della polizia locale, che non ha solo compiti, come dire, amministrativi, non ha solo compiti di gli ex vigili urbani, si chiamano polizia locale perché hanno dei compiti ulteriori. Ora, riuscire ad avere, ossia il cercare di individuare reati e possibilmente intervenire quando è in servizio, perché quella poi è la differenza anche con altri corpi. Poi, come diceva lei, sono i Carabinieri, c'è la Guardia di Finanza, esistono delle forze. Del resto, se gestisce la prefettura questa problematica come organizzazione, come richiesta di intervento, la prefettura ha a disposizione tutte le forze, esatto. anche perché quando si fa il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche quello sui minori, che è stato fatto subito dopo gli ultimi accadimenti di Casa dell'Immacolata, prevedeva comandante della Guardia di Finanza, comandante dei Carabinieri, comandante di Polizia Locale, questore e dunque tutte le forze. Quindi il prefetto potrebbe, cioè non vogliamo assolutamente rubare il mestiere al prefetto, però forse gli strumenti ci sono. Però probabilmente, ecco, quella è una delle richieste che possono essere non solo portate all'attenzione del prefetto e del questore, ma chieste come fattibili, perché non si sta chiedendo qualcosa di estremamente complesso da realizzare. Quanto ai numeri poi, è vero che noi abbiamo, lui mi dice giustamente, c'è già il regolamento antibivacco, e allora che si faccia rispettare. Sentiamo Maria Rosaria Capozzi sul tema di queste richieste, se lei sarebbe d'accordo, Capozzi, sul fatto di presidiare in maniera un pochino, io non dico 24 su 24 come chiede Speranza, ma comunque di avere un presidio maggiore, con maggiore frequenza e presenza davanti a Casa dell'Immacolata, che per una questione, mettiamola così, per una questione di numeri adesso, poi se vogliamo andare a verificare di più non possiamo certo farlo qui in 2 minuti su quello che accade, però per una questione di numeri, prettamente numerica, 70-80 ragazzi lì, forse un occhio di riguardo fuori servirebbe. Ho trovato coerenti le risposte del sindaco De Toni, alcune di queste in effetti già sono evase, perché anche il DDL sicurezza di Salvini ha inasprito proprio il bivacco, e quindi da questo punto di vista non è consentito. Evidentemente servono maggiori controlli, ma ritorniamo al solito problema, che ci sta comunque una carenza di organico e gli agenti sono quelli. Io se fossi il sindaco De Toni creerei, ma credo che anche questo venga fatto, dei confronti appunto con il prefetto volti a creare maggiore sicurezza appunto nelle parti più sensibili, e nel caso dell'Immacolata non credo che ci siano delle riserve rispetto alla possibilità di creare un presidio ma coordinato con le altre forze dell'ordine, perché ripeto, parliamo appunto di un intervento che può essere soltanto stabilito dal prefetto e coordinato con il sindaco. Quindi sono richieste sicuramente ricevibili, ma alcune di queste già trovano soluzione. Quella del presidio mi potrebbe trovare anche d'accordo, ma questo a beneficio degli stessi cittadini, che troppo spesso si ritrovano ad assistere a queste situazioni a cui non dovrebbero appunto trovarsi, che non dovrebbero vedere, ecco. Ma perché non è solo ciò che è accaduto lì, è in qualche modo vedere, è vero l'Immacolata, ma
perché pensavo al presidio adesso, in generale a una macchina che costantemente ruota attorno, perché non c'è solo quello, c'è il parchetto lì dietro, c'è la casa dell'Ater laterale che ha le sue difficoltà, ci sono una serie di realtà delinquenziali attorno a quella struttura che in qualche modo vanno tenute sotto controllo, e se il cittadino dice che ha timore, beh, francamente io credo al cittadino, perché quando io ci sono stata, io non ci sono andata a luna di notte, ci sono andata alle 5 del pomeriggio e non sono scesa dalla macchina finché non è arrivata la polizia locale, quindi perché si vedeva che l'ambiente non era proprio il più tranquillo, quindi devo dire è vero, dopodiché io una sola nota mi sento di dire che la città, i problemi di Udine, perché ho sentito l'intervista del sindaco De Toni che ha sempre questo modo molto carino di affrontare la situazione, ma a volte anche molto equilibrato, però dire che alla fine Udine non si deve poi però non deve creare questa preoccupazione eccessiva perché sennò il turista non viene, quando in realtà comunque la situazione c'è, l'accoltellamento c'è stato, il problema all'Immacolata c'è stato, come dire, andare alle laterali di Viale Ungheria in una delle strade vietate adesso dal corteo, devo dire che nel giardinetto delle Foibe, dei Martiri delle Foibe, tutte quelle traversine, beh, io consiglio chiunque di andare a farsi un giro da quelle parti, perché io ci sono stata e devo dirle che ho avuto la netta sensazione di una delinquenza diffusa ovunque. Ora, perché se io abito lì da santo cittadino devo ritrovarmi oggi nella condizione di aver paura di scendere di casa alle 5 del pomeriggio? Una proposta, credo un nostro telespettatore una mattina ha parlato, ha rimesso in piedi Capozzi il concetto del vigile di quartiere, che è uno strumento che forse potrebbe funzionare, però secondo me giustamente il telespettatore sottolineava il fatto che non deve essere una figura, una o più figure, insomma una pattuglia a rotazione di persone sempre diverse, perché il concetto proprio forse di vigile di quartiere dovrebbe essere uno che rimane lì e che rimanga in servizio lì, che così conosce le persone, conosce i movimenti, conosce il quartiere, e quindi questa forse potrebbe essere un'altra delle ipotesi da mettere sul campo. Ma l'amministrazione già è andata in questo senso attraverso la sicurezza partecipata e quindi formando anche i cittadini rispetto al proprio ruolo che da questo punto di vista potrebbero svolgere all'interno dei propri quartieri. Poi vale sempre la regola, un po' quella che vale anche nei paesi, che ogni cittadino è custode di quello che è lo spazio e di quello che avviene intorno a sé. Quindi per me ben venga anche tutta questa dimensione, ma ripeto, anche da questo punto di vista mi pare che l'amministrazione sia andata in questo senso. Sì, volevo chiedere, poi dopo veramente vi saluto e vi ringrazio, ho abusato un po' troppo del vostro tempo, quindi mi dispiace e mi scuso. Chiedo a lei di chiudere su questo argomento. È vero che l'amministrazione è andata sulla sicurezza partecipata, sui quartieri partecipati, però nessuna delle figure pur formate ha una, per fortuna, ha una facoltà di intervenire, quindi può soltanto alzare la cornetta del telefono. Forse il livello superiore sarebbe quello di mettere uno che può, se vede uno scambio di droga e soldi, o se si accorge che c'è qualche problema di violenza o di furti o di rapine, che possa direttamente intervenire, altrimenti siamo come... Ma io su questo baderei, ecco, perché non si può lasciare... No, ma non ai cittadini, mi spiego, non ai cittadini. Per qualcuno intendo un poliziotto, un vigile urbano, anche un vigile urbano con la delega a fare questo, come esiste, come si fa. Ora, un carabiniere e una guardia di finanza. Sì, però non possiamo... Allora, io faccio un passo indietro. La custode del proprio spazio, diceva la collega, custode del proprio spazio. Mi trovo d'accordo quando io devo essere custode di quello che può essere una pulizia, un decoro dello spazio che vivo, ma non quello che è custode della sicurezza di quello spazio, perché non tocca a me cittadino, come dire, armarmi di pazienza, mettiamola così, solo di pazienza,
per combattere fenomeni criminali, perché di questo si sta parlando, perché non è che il microspaccio è un fenomeno così, tanto succede in tutte le città. Udine era meno colpita da questo fenomeno, quindi non cerchiamo sempre di buttarla in ma succede dappertutto. Quello che diceva lei io lo condivido pienamente. Quando si parlava del vigile di quartiere non si parlava del vigile inteso come il cittadino ma del vigile inteso come proprio vigile urbano che avesse un ruolo maggiore. D'altro canto l'aumento dell'IRPEF era servito anche proprio per avere la possibilità economica di assumere e formare queste persone che comunque in campagna elettorale erano state proprio previste nei 10 punti della campagna elettorale e che non hanno trovato soluzione, nonostante si sia comunque cercato di avere una copertura economica. Quindi sì, è possibile, e questo spetta in capo al comune, non in capo alle regioni, non in capo allo Stato, ma esclusivamente. Ciò che voglio dire è, se un comune davvero nel proprio piccolo vuole cercare di raggiungere uno stato di maggiore tranquillità, in quota parte ha dei mezzi per poterlo fare, da un lato, e dall'altro, così richiudo il cerchio con la manifestazione di stasera, è un vero peccato che ci sia stata la trasformazione di questa da come è nato a come è oggi, perché ribadisco è un'occasione persa per tutta la città di Udine, amministrazione compresa, che avrebbe dovuto sfilare assieme a tutti lì dove però non è stata poi possibile, essendosi cambiata la dinamica della manifestazione stessa. Il sindaco però ha anche detto che essendo nata questa manifestazione come protesta contro l'amministrazione, non contro il sindaco, insomma contro l'amministrazione, per certi versi contro il sindaco che è il capo dell'amministrazione, ovviamente non sarebbe stato opportuno comunque prevedere una partecipazione del sindaco, a prescindere dall'invito fatto da Udine Sicura. Grazie ad Antonella Luisa Gatta, gruppo misto in Consiglio Comunale a Udine, grazie a Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, grazie.